Oggi si celebra Santa Margherita la Scalza. Il nome Margherita deriva dal greco e vuol dire perla. Veniva dato per sottolineare la luminosità e la bellezza delle bambine. Soltanto nel Medioevo assunse il significato del fiore e da allora gli si dà questo riferimento. Oggi 5 agosto è la giornata nazionale delle ostriche. Le ostriche sono da sempre considerate una prelibatezza e sono apprezzate in diverse tradizioni culinarie in tutto il mondo per la loro salinità unica e consistenza delicata. Ne esistono diverse varietà. Quelle dei mari orientali sono principalmente quelle che producono perle, quando un granello di sabbia o un parassita entra nella conchiglia e viene col tempo ricoperto da strati di madreperla. Tra le più pregiate troviamo le perle Akoya, prodotte nelle acque del mare del Giappone, e le perle di Tahiti. Secondo la versione ufficiale si è suicidata con 47 pasticche di sonnifero. Nella notte del 5 agosto del 1962 Marilyn Monroe, uno dei più grandi sex symbol della storia, viene trovata morta a 36 anni nella sua casa di Los Angeles, apparentemente a causa di un'overdose di pillole. Ma ancora oggi sono molte le ipotesi che circolano sulla sua scomparsa. Ma sapete che l'acqua marina congela a temperature più basse di quella dolce? Infatti nei posti più freddi in inverno il sale viene distribuito sulle strade per evitare che si formi del ghiaccio. Questo perché il sale abbassa la temperatura di congelamento grazie a una proprietà chimica dell'acqua chiamata abbassamento crioscopico. Immaginate se l'acqua del mare fosse dolce e non più salata. Ci sarebbero degli enormi squilibri nel clima, diminuirebbero le correnti marine ed il calore delle acque tropicali non verrebbe più spostato verso i poli. Buongiorno ai 12 e buon martedì. Oggi sembra che le stelle siano ancora spettacolari, un po' meno di ieri perché la luna fa molti meno aspetti, ma sicuramente positivo e vantaggioso un po' per tutta la ruota zodiacale. Vediamo come. Ariete, sicuramente state riuscendo a tenere testa e a gestire più situazioni contemporaneamente, che siano famiglia, lavoro, amore, vacanze e quant'altro. State veramente stupendo tutti perché state prendendo di nuovo in mano le redini di una situazione. Marte opposta a Saturno vi vuole sospingere a chiudere finalmente alcune posizioni, mentre invece l'ambizione di Giove vi stimola ancora nel lavoro e nella carriera. Toro, la vostra giornata oggi è caratterizzata da un Urano che vuole proporvi dei quesiti importanti, ovvero se è il caso o meno di andare fino in fondo con dei progetti. Non siate timorosi, parlatene col partner e cercate di darvi lo spazio mentale per inseguire un po' i sogni. Mercurio e Sole sono in quadratura, per cui non sempre a volte vi riuscirà ad esprimere bene ciò che pensate. Gemelli, Urano sta facendo tutta una serie di aspetti positivi con dei giganti planetari, con Plutone, con Saturno e con Nettuno, ma anche con Marte, per cui tutte le energie dello zodiaco sono a vostra disposizione e vi stanno facendo passare l'estate forse più completa e più dinamica degli ultimi anni a questa parte, quindi andate fino in fondo e non abbiate remore. Cancro, la vostra giornata oggi sembra avere dei dubbi in quanto Venere non è disposta nei vostri gradi ad aspettare troppo tempo per i sogni, eppure Marte sta cominciando a rendere evidenti dei problemi di cui forse dovreste avere più coscienza. Il partner già vi fa da grillo parlante. Leone, la giornata di oggi vede il Sole e Mercurio ancora molto pensatoi e decisamente in accordo con la Luna. Il Sole vuole identificarsi in dei sentimenti un pochino più complessi, un pochettino più assertivi. Non cercate conferma dagli altri, ma datela da voi stessi per voi stessi.
Vergine, una giornata che vede Marte ancora creare dei problemi a Saturno, abbandonare un po' le follie di Venere per darsi un po' a qualche piccola contestazione in termini di equilibrio, di giustizia. La sua logorrea ancora in Vergine obbliga i rappresentanti di questo segno zodiacale a prendere coscienza di un problema che difficilmente si può risolvere in poco tempo. Bilancia, la vostra giornata oggi sembra essere caratterizzata da alcune tensioni o pensieri lavorativi, eppure, anche se le stelle vi vedono abbastanza in vacanza, non siete alquanto rilassati. Neanche con il partner riuscite ad avere la serenità necessaria per comunicare, per cui non siate troppo ritrosi e cercate comunque di salvare almeno la parte sentimentale della vostra vita, o quantomeno di renderla esente dello stress lavorativo o dei pensieri prospettici che avete nei confronti di questa dimensione. Scorpione, una giornata oggi che vede la dolce Venere e Giove darvi comunque sempre più coraggio, farvi sentire spregiudicati e darvi quella verve che può segnare in voi quel nuovo punto di coraggio, di struttura e di forza che vi permette di azzardare. Sagittario, la luna è ancora nei vostri gradi e il trigono con il sole oggi la rende splendida. Oggi vi vedete finalmente senza troppi filtri, senza troppe insicurezze, state recuperando un po' la vigoria che è tipica dei vostri segni zodiacali. Capricorno, per voi si prepara una giornata all'insegna comunque dell'organizzazione, seppure in vacanza o da lontano riuscirete comunque a dare direttive tramite computer o tramite telefono a tutta una serie di cose che andranno decisamente bene. Anche se sentite fortemente il richiamo della passione, ancora qualcosa vi fa andare con il freno a mano. Acquario, la giornata di oggi è sempre simpaticamente allietata dall'amica luna in Sagittario e dalla miriade di aspetti che sembra essere super produttiva. Plutone creativo nei vostri gradi sta convincendo gli altri pianeti e tante altre persone a collaborare con voi per un progetto veramente molto entusiasmante. Pesci, per voi la giornata oggi è un po' tesa proprio perché la luna in quadratura rende un po' difficili le comunicazioni affettive, stanchi un po' di sopportare con dei pianeti che vi irritano notevolmente, probabilmente sceglierete di stare un po' per conto vostro. Dono del popolo francese agli Stati Uniti, la Statua della Libertà fu trasportata a New York in tante casse da una nave che dovette fare parecchi viaggi. Era il 5 agosto del 1884 quando fu posata la prima pietra. L'opera venne completata 2 anni più tardi, diventando non solo un simbolo della città, ma dell'intera nazione. Sono proprio offeso, questa me la leggo al dito. Ma legarsela al dito si riferisce a un'antichissima tradizione, secondo cui venivano legate alla mano piccole strisce di pergamena contenenti i precetti religiosi, per assicurarsi di non dimenticarli. Inoltre in Turchia i cavalieri legavano un filo d'oro al dito dell'amata come promessa d'amore da non scordare. Col tempo l'espressione ha perso ogni aspetto romantico e indica soltanto la volontà di non dimenticare un torto subito, attendendo il momento della vendetta. Aveva paura degli aghi, del sangue e degli aerei. Ma il russo Isaac Asimov, scrittore di fantascienza vissuto nel secolo scorso, volava con l'immaginazione. A lui si devono le famose 3 leggi che regolano i comportamenti dei robot. Cagionevole di salute, morì di AIDS a causa di una trasfusione di sangue infetto. Ci salutiamo con la frase del giorno. Il caso aiuta solo le menti già pronte. Quindi fatevi trovare pronti, perché il caso generalmente ha l'abitudine di non avvertire. Io però vi avverto, vi aspetto qui domani per una nuova puntata dell'Almanacco. Buona giornata dalla vostra Martina.